sempre sopra il tappetino, sempre dopo la stessa lettera E della scritta salve, tratto e punto, come in un punto esclamativo. La gente che traseva leggeva salve. E credendo questa volta di essere entrati in un condominio del tempo che fu, cioè tornati indietro nel tempo del tempo che fu, alzava diritta la mano destra e rispondeva a noi. Un'altra volta orizzontale, più lunga e secca però, come se fosse una sottolineatura. Insomma, Rusinella più frequentava l'interno incriminato, più i messaggi diventavano ambigui, misteriosi e strani. E peggio il corpo. E i condomini sempre meno tranquilli, pure perché lo fiete aumentava. Un giorno trasformò la finale lettera E della scritta salve in finale lettera A. Poi aggiunse, no tutti insieme, che era una vacca. Dopo il salve trasformato in salva, aggiunse poi la lettera T, poi la E, poi la B e scrisse salvateli! L'interno 11, eccetera, eccetera. Insomma, Nostra Signora delle Polveri, che sapeva che gatta tenere 7 spirita, sentendosi smascherata dall'apocalittica scrittura, alla riunione di condomini che doveva affrontare il problema dei sibillini messaggi della pitumessa Rusinella, si faceva da capo pazza, con la scusa che il tappetino fedeva, e trovando la scusante, insomma, a mezza colura, luccava, non metteva campanella in canna e gatta sono una cosa ammerdenata, e gatta sono una cosa ammerdenata, chi so strunza e merda non so che è scioccolata, e disse dunque che andava cambiato. No, strunza e merda e scioccolata, il tappetino, cercando di costringere così la gatta all'impotenza, insomma, di disarmarla della recente conquistata arma della parola scritta. Voi dicete, ma perché? Quando Lusinella si appiccicava in due cascine da munizione, che zoccolo gigante, si appiccavano la parola scritta. Insomma, si mandavano i papiri con la nenza ravogliati. Insomma, di cucirla comunque la bocca. Perché lo tappetino era sicuramente più fine senza scritta. Che i tappetini con la scritta salve li vendono solo al meridione. Ma là di parte, e cioè in tutto il mondo civile dello SME e della CE, si fanno tutto quanto cazzo loro. E tengono tutto quanto tappetini senza scritta e la bocca pure tutto il resto cosutta. Mo si cazzo, che se poi abbiate grasso a Saragozza, o da Cesarana Catella a Baden-Baden nella comunità. Capo che tutto quanto ci piscino in mano e ci cagano in coppe tappetini a esse, no? Eppure perché? Rappresentanti dei libri, zingari, pezienti, postulanti, testimoni di Geova, musulmani, ottomani, Hare Krishna e pure vagabondi, insultatori, maniaci e marioli, incoraggiati dalla scritta salve che gli dà il benvenuto, entravano nel portone più baldanzosi, più a testa alta alterna, con tutt'altra aria altezzosa. E che se scritta ci doveva per forza stare, era meglio con la scritta Achtung!